abbiamo cominciato ad andare a guardare la letteratura abbiamo scoperto che effettivamente esistono montagne di articoli che documentano queste correlazioni, soprattutto a partire dagli anni 90. Quindi ci siamo occupati di questa cosa, abbiamo preparato un corso di formazione prettamente pediatrico, perché noi appunto facciamo pediatrico, quindi siamo occupati più che altro di bambini, e la cosa finale che abbiamo fatto è appunto scrivere questo libro che voleva essere un modo per trasmettere queste informazioni che noi avevamo raccolto e per dare anche dei consigli pratici. Il libro è pubblicato dal Pensiero Scientifico Editore, faccio un po' di pubblicità per il libro ovviamente perché gli introiti vanno tutti all'associazione, i diritti d'autore che sono pochissimo, vanno tutti all'Associazione Culturale Pediatrica, che è tra l'altro una delle uniche, credo l'unica associazione medica che si è data un codice etico per il quale non accetta nessuna sponsorizzazione da parte di nessuna casa farmaceutica, di nessuna casa pediatrica, e quindi sopravvive anche con questi piccoli fondi. Il libro lo potete trovare ordinandolo al Pensiero Scientifico Editore, anche direttamente attraverso il sito internet del Pensiero Scientifico Editore, vi arriva a casa in pochissimi giorni, eventualmente io ne ho portato qualche cosa. Allora, perché dobbiamo occuparci di inquinamento e di salute? È una cosa difficile se ci pensiamo, perché è molto bello dire che l'inquinamento fa male e poi continuare a fare quello che abitualmente facciamo. È un rapporto complesso, chiaramente, quello che si è instaurato e che sta sempre più complicandosi tra quello che è il nostro vivere normale, l'uomo, e l'ambiente nel quale viviamo, che è ovviamente un prodotto di quello che noi facciamo, di quello che noi vogliamo. La macchina per muoversi da qualsiasi parte è una cosa a cui facciamo fatica a rinunciare tutti quanti, anche se sappiamo che la macchina è uno dei responsabili dell'inquinamento nel quale dobbiamo vivere. Quello che dovremo tenere sempre presente è che noi dobbiamo ricordarci di cercare il più possibile di mantenere in equilibrio questo mondo. È una cosa che non facciamo più, stiamo consumando molto di più di quello che come risorse il mondo ci può dare, e stiamo accumulando un sacco di scarti intesi come rifiuti, scarti intesi come prodotti usa e getta che continuiamo a consumare, e questo è la paura, il problema che noi dobbiamo accettare, dobbiamo cercare in qualche modo di modificare, perché chiaramente se questo equilibrio fra quello che il mondo ci può dare e quello che noi consumiamo non viene mantenuto, sicuramente per i nostri figli andrà peggio di noi, ma anche per noi non va assolutamente bene, perché gli effetti dell'inquinamento ambientale, cioè di tutte le sostanze che noi produciamo o che usiamo, che produciamo, che consumiamo, che scartiamo, rendono appunto l'ambiente poco salubre e quindi responsabile di molte patologie. Come aveva accennato prima il collega che mi ha introdotto, nella quarta conferenza conferenza dell'OMS Europa, cioè la conferenza che si è occupata, la conferenza intergovernativa essenzialmente, cioè c'erano tutti i governi di tutti i paesi che fanno parte di quello che per l'OMS è la regione europea, che è appunto rappresentata dall'Europa, da tutti i paesi della ex Unione Sovietica praticamente. In questa conferenza del 2004 hanno affermato, hanno documentato da studi dell'OMS, da studi ben approfonditi, come circa un terzo di tutte le patologie di qualsiasi tipo che coinvolgono l'età infantile fino ai 18-19 anni possono essere attribuite appunto ad un ambiente insalubre o sicuro, e questo è il motivo per cui noi dobbiamo occuparci principalmente dei bambini. Sicuramente io me ne occupo perché faccio pediatra, però dobbiamo occuparci di più di loro perché sono quelli che più rispetto a noi subiscono gli effetti del mondo in cui si trovano a vivere. Difatti proprio unici in tutta Europa, i medici italiani si sono dati questo compito, e si vede che piace a tutti
citato da tutti quelli che hanno parlato, mentre probabilmente prima di questo articolo 5, codice deontologico, però non so che sistema, insomma, diciamocene, no? È molto importante quello che è stato affermato in questo codice deontologico, perché è un input che obbliga tutti noi, che ci fa sentire tutti in dovere di fare qualcosa. L'associazione culturale pediatri, di cui ha così ben parlato prima il collega, è una delle associazioni che si è occupata di queste cose. È un'associazione, per chi non la conosce, di pediatri, sia pediatri di famiglia, sia pediatri ospedalieri, sia pediatri in comunità universitari, che raggruppa più o meno 2500 pediatri di tutta Italia. È una cosa molto anarchica, nel senso che c'è un'associazione a livello nazionale, ma poi ci sono dei gruppi locali che sono più o meno liberi di agire su quello che è più interessante per loro. Gli obiettivi principali che l'Associazione Culturale Pediatri negli ultimi anni si è proposta sono, gli argomenti principali sono quelli che vedete là. Disuguaglianza nella salute dei bambini e degli adolescenti, la salute mentale, il sostegno ai genitori e, per quanto riguarda questo nostro incontro, appunto le conseguenze dei problemi dell'inquinamento dell'ambiente sulla salute. All'interno di questa associazione si è quindi formato questo gruppo di cui io faccio parte, che ha cominciato a studiare queste correlazioni, a cercare di porsi il compito di diffondere queste informazioni e quindi di sensibilizzare al problema tutti quanti, a partire da noi, dai nostri colleghi, a tutte le altre persone che si occupano a qualsiasi titolo dei bambini. Il testo, uno dei testi fondamentali da cui siamo partiti a studiare è questo, è un testo scritto dall'OMS e poi tradotto in Italia dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Toscana, che è una rassegna del 2002-2003, che era una rassegna di conoscenze che c'erano già sulle correlazioni fra la salute e l'inquinamento. Un testo che vi consiglio eventualmente di leggere perché è ancora molto recente, anche se appunto l'informazione in più ormai c'è. Un'altra cosa importante che abbiamo fatto come associazione culturale, la cito visto che l'abbiamo fatta qui vicino ad Asolo, è stato un congresso nazionale, ogni anno l'associazione fa un congresso nazionale che nel 2006 è stato tutto dedicato semplicemente alle correlazioni fra inquinamento e salute. Ho messo due immagini dei due siti di cui si è parlato anche prima, il sito dell'Associazione Culturale Pediatri, all'interno del quale poi trovate anche il link per questo blog dove noi raccogliamo le informazioni scientifiche, le novità dai congressi, tutto quello che ha a che fare con l'ambiente. Ultima cosa che abbiamo fatto, appunto, questo libro. Il libro parte da situazioni reali, cioè da quello che può succedere, che capita nei nostri studi, nei nostri ambulatori, in cui ci troviamo sempre di più di fronte a domande che hanno a che fare in qualche modo con l'ambiente, domande che ci riguardano i genitori. C'è tutta una rassegna appunto delle conoscenze disponibili sulle sostanze, sulle vie di esposizione, sugli effetti sulla salute ed infine ci sono delle azioni, cioè delle indicazioni che noi possiamo consigliare ai singoli, quindi alle famiglie, oppure che possiamo anche proporre per sensibilizzare le amministrazioni. Allora, perché parliamo dei bambini, l'ho già accennato, sono i più vulnerabili ai rischi ambientali. Le malattie, il 43% di tutte le malattie correlate all'ambiente colpisce i bambini sotto i 5 anni, che sono il 12% della popolazione. Quindi vedete che c'è un notevole squilibrio a questo proposito. E perché sono i bambini i più sensibili a questo? Una serie di motivi che vediamo adesso rapidamente. Esistono delle finestre di suscettibilità, un termine che sta a dire chiaramente come ci siano nello sviluppo di qualsiasi organo, di qualsiasi apparato, dei periodi in cui questo organo, questo apparato è più sensibile e quindi in questi periodi qualsiasi stimolo nocivo può fare più danni e questi periodi si verificano tutti nell'età infantile. Pensiamo all'embrione, ad esempio, in cui si possono gli agenti che colpiscono già prima della nascita possono determinare delle mutazioni delle anomalie congenite.
Pensiamo a quello che succede nel primo anno di vita, in cui c'è lo sviluppo, quasi nei primi 2 anni di vita si sviluppano quasi tutte le cellule del nostro sistema nervoso. Dopo i 2 anni ci saranno solamente degli sviluppi assonici, cioè gli sviluppi delle connessioni fra le cellule, ma il numero di cellule resterà più o meno uguale, quindi immaginiamo come ovviamente qualsiasi lesione che colpisce il sistema nervoso in questa età, qualsiasi tipo di lesione